alle 9:15 Lucrezia dorme. Dico, amore, sono le 9:15, vediamo il film. Così non mi permetto. No, no, aspetta che no, devo scrivere una cosa importantissima. Ho detto, va bene, io l'ho già visto il film, scrivi quanto vuoi. E si vede che in quell'oretta mi sono addormentata. Mica ho fatto niente di male, mica no. Tu eri sveglio, io... Amore, tu non hai fatto assolutamente nulla di male, perché il film l'avevi visto, il sonno va rispettato. Erano le 10:30 quando io... Ma io mi sveglio alle 7:15. Ma io non so, è tutto sotto... fino a qua tutto fila. Ma nella vita ci vuole coerenza. Tu ancora ti svegli? Io mi sveglio verso le 8:45, 9. A seconda. Tutto fila. No, c'è una bella differenza con 7:15. Sì, però lo dico per esperienza, c'è una bella però un differenza. assicuratore non serve niente alle 7:15 di mattina, è buono per sé, cioè è buono per andare a fare. Cioè, sono scelte di vita che io rispetto e condivido. Però quando poi io mi vedo il film che finisce all'1 più o meno, mezzanotte e 3:15, ormai il sonno suo, io lo rispetto, lo continuo a rispettare, mi permetto di andare dentro casa mia, dentro la mia cucina, non è che sono uscito a scrivere 20 minuti in fanpage. Ma no, l'avevi scritto prima. Allora prima ho detto fallo dopo. Sì, amore, 9:30 di sera, il geriatra. Ma scusa, ma dammi 2 ore a me. Aspettami 2 ore e poi tu. Sì, cioè dovevamo vedere il film. Comunque tutto a posto. Vedo questa figura che non conosco perché un alien non è mia moglie più. Si alza a luna, viene lì, mi guarda. Non ieri, non è vero, non sono venuta ieri. Non sono venuta ieri. In questo momento io vorrei che si aprisse la portiera in corsa e tu potessi cadere, se non è vero, perché io ti amo e non voglio che tu caschi, si possa aprire la portiera in corsa. Ma è possibile che i nostri orari non combaciano mai? Io non me lo ricordo. Lo so, perché io non ho una moglie la notte, ho un alien dentro casa. E allora io gli ho detto, Silvia, io ti ho fatto, dato che io sapevo, because I know, ma l'alien siete che I know dormi, my io. chick, Su, 10:30 di sera. No, 10:30. Io ho documentato. Io ho documentato con foto e secondo te sto male, perché nella vita bisogna metterci la faccia. Silvia Escort, erano le 10:30, ti ho fatto la foto, non far finta di non sentire, la portiera mi sembra che sia chiusa, il Padre Eterno esiste, tu vai a sinistra e venerdì sera, Friday, con il mio amico Tommaso, perché stasera io che faccio? Non bevo? No, bevo, doppia negazione, che faccio? Certarsi o l'NCC. Non tutti si possono permettere un amico che ti viene a prendere. E allora, se hai bevuto, se snazzichi, taxi, un amico che guida, oppure te ne vai a piedi. Perché la vita, quant'è? È una, mi sembra. È una. Non l'hanno messa, non c'è negozio di vendere una seconda, no? Ancora no, lo stiamo a cercare di inventare. E io ho i privilegi, sono uomo fortunato, vai dritto. E ho l'amico che mi viene a prendere, andiamo a cena, vai dritto, sono 20 anni che è cambiato. Da dove vieni te? Io la preferisco, sai. Parioli conosci? Sì, abbastanza. Viva la vita. La vita Viva è la una. vita. Secondo te sto male? Stasera io bevo, lui no. Peggio per lui. Però puoi bere, Silvia Escort. No, non bevo mai. Certo.